che mi faccio la doppia H. Junior Kelly, benvenuto a WH, è la tua prima volta dalle nostre parti, sono molto contento, chi conosce WH lo sa, le prime domande non c'entrano un cazzo con il rap. Grazie innanzitutto però dell'invito. Ma figurati, super piacere per noi e come ti dicevo, prima domanda in assoluto come sempre, qual è il tuo piatto preferito? Cacio e pepe. Cacio e pepe, sì. Bravo, anche te, tu sei uno che cucina? Sì, però diciamo che sono più forte a cucinare il pesce. Nel senso sì, sarà perché mi piace di più magari mangiarlo. Può quindi essere, sì. Il pesce è impegnativo, guarda che non è. Sì. Perché uno dice il cacio e pepe, la pasta, uno si salva sempre. Il pesce è. Cacio e pepe magari uno si salva, però in realtà è impegnativo anche la cacio e pepe, perché da fare una cagata, una cosa buona è un secondo. Ma tra l'altro, ecco, la pasta, uno dice la pasta è facile. Le paste tipiche romane è facile sbagliarle. Sì, è facilissimo. La carbonara infrittata è il tipico esempio, no, di deriva. Ci provano tutti a farla la pasta, vero? Le paste insomma romane. Peccato che poi insomma non sempre escano come dovrebbero. No. Senti, usciamo un attimo dalla cucina. Prima di arrivare alla musica, quando eri magari più piccolo, quali erano le tue passioni? Giocavo a calcio. E ti sognavi calciatore o già musicista? No, una squadra mi aveva addirittura preso, però per altri problemi che non voglio insomma approfondire, non ho potuto. Non hai potuto continuare. Ruolo? Attaccante. E romanista? No, milanista. No, grande milanista. Basta. Allora potremmo aprire un discorso che una ferita. Vabbè, insomma, dovremmo soffrire fino all'ultimo. Sì, vabbè, la vedo difficile. La vedo dura anch'io. Io ancora ricordo Shevchenko da una parte e Buffon dall'altra, capito? Quindi sì, quel gol di Shevchenko tra l'altro, mannaggia. Mamma che sofferenza. Ho smesso di seguirlo quando ho smesso di giocare comunque il calcio. Sono rimasto tifoso, ma guardo molto meno. Sì, ultimamente vado allo stadio come ospite, vado lì a guardarmi le partite. Anche se da milanista un po' si soffre, si è tornati a soffrire. Sembra che siamo invertiti le parti con gli interisti. Cioè era così. Io vedevo i miei amici interisti. Ma in realtà non sarei felice fossi loro, perché comunque non è una forza sicura, capito? Cioè stanno sempre anche loro sul filo del rasoio ogni volta. Infatti l'unica forte è la Juve, ahimè. Mannaggia. Ma chiudiamo l'argomento Juve, che è meglio così. Veniamo invece alla musica. Quando arriva, cosa si ascoltava in casa tua quando eri più piccolo e cosa piaceva a te di quello che si ascoltava? Allora, io sono stato molto influenzato da mio fratello più grande, ascoltava da Gabry Ponte a Gigi D'Agostino, da Eminem poi, Caparezza e questa roba qua, e diciamo che un po' perché amo mio fratello e un po' perché comunque magari mi piaceva veramente, però tutto quello che lui ascoltava, cioè quello che mi ascoltavo io entrava. Magari Piero Pelù non è entrato, magari, però c'era anche questo. Sì, c'era anche questo. Abbastanza eclettico, cazzo. Non era malissimo, ti dico, però magari mi sono affezionato più a sonorità di quel tipo là. Ma allora, quindi Eminem, immagino, quindi il primo rap. Quando è che questa roba nel tuo ascolto ha preso una piega definitiva? Cioè, quando è che. Cioè, più che nell'ascolto, quando stavamo in un campo scuola, terza media, ricordo stavo in questo paese accanto al mio, diciamo un po' molto più benestanti le famiglie lì rispetto a dove stavo io, e quindi ero un po' emarginato, no? dalla classe, però in questo campo scuola modificavo le canzoni di Tiziano Ferro e mi ricordo proprio, non me lo so spiegare, che modificavo, era proprio quel periodo là e ridevano tutti, no? E quindi poi ho detto, cazzo, ma sta roba fa ridere, posso acchiappare qualcuno. Sì. E poi da lì ho iniziato a fare rime sui miei compagni di classe e automaticamente da sfigato che ero, insomma, facevo ridere. Esatto, da sfigato che ero visto, facevo ridere gli altri, e ho detto, funziona. Tra l'altro è incredibile come in maniera indiretta nel tuo caso, ma Tiziano Ferro rientri in un sacco di aneddoti della scena rap italiana, perché a parte il fatto che lui ha già 1000 anni fa era passato da atipici, sì, esatto, non so bene, però sapevo questo, insomma. Era contigua la scena, soprattutto una certa scena anni tra 90 e 2000, però in qualche modo rientra sempre. Bella per Tiziano. Grande fenomeno. Comunque, veniamo a te invece. 2018 ha visto il tuo primo disco ufficiale. Intanto com'è misurarsi con un disco che comunque è un lavoro finito, no? Quindi prevede sicuramente un'intenzione dietro, una selezione dei pezzi, una scelta anche di un percorso. Com'è stato misurarsi con questo tipo di lavoro? No, è stato ovviamente, essendo il primo, poi non ho paragoni, no? Quindi non è.
sul Certo. primo diciamo che gran parte te la potrò dire dopo il secondo, ma secondo, esatto, perché sì. essendo la prima volta è sempre un po' un punto interrogativo gigante. Però è stato interessante comunque, perché entri a far parte di un meccanismo totalmente diverso da quello che lo faccio solo per divertimento, Certo. sperando e puntando ad arrivare a qualcos'altro. Non dico che adesso non mi diverto assolutamente, però quando quel tuo divertimento diventa un lavoro con cui paghi l'affitto, la macchina, la spesa, le cose, le responsabilità aumentano, quindi sicuramente metti più maturità in tutto quello che vai a fare. Sicuramente dopo il primo ci sarà un'evoluzione anche sul secondo, e magari meno divertimento, cioè non meno divertimento, più dedizione ai vari dettagli e tutto quanto. Allora, dicevi che giustamente la si sente in maniera diversa quando questa cosa diventa un lavoro, quando c'è dietro un lavoro di un disco. Questo ha influito nel tuo modo di scrivere? Cioè, come scrivevi prima? Come letteralmente, cioè mi prendevo il mio spazio, oppure c'era un momento a cazzi miei? E come scrivi adesso? È cambiato o è come prima? Allora no, in parte è cambiato, ma per forza di cose. Io vivevo a Roma e prima del primo disco scrivevo durante la pausa pranzo nel lavoro che facevo. E c'era un paio d'ore, scrivevo i brani là, poi andavo in questo studio. Scusate. In questo studio insomma vedevamo quello che usciva fuori, insomma il tempo era meno perché dovevo lavorare, cioè facevo un altro lavoro oltre a fare il rapper. E adesso invece è tutto diverso, vado in studio, ho già delle idee ben chiare in testa su quello che voglio andare a fare, poi alle volte scarto anche brani interi e chiusi, però si fa tutto quanto da zero insieme al produttore, le varie sonorità, si lavora più accuratamente sull'entrata rappata, su determinate rime, che temi andare a toccare. Diciamo, soprattutto col secondo disco che sto scrivendo, sto cercando anche un po' più di dare quella maturità a tutto quanto, capito? Tutto questo percorso appunto che ho fatto dal primo disco. Quando scrivi tu? Cioè in che occasione scrivi? Cos'è che... Allora, o scrivo in studio quando appunto vado lì, però a volte non è che arriva, non è che dice adesso scrivo quindi magari perdi 6 ore, non fai nulla, poi magari succede qualcosa parallelamente al lavoro nella mia vita che magari mi fa sta un po' male, un po' più invece contento, e trovo magari ispirazione da quello che vivo e poi lo riporti. Sì, magari lo scrivo sul telefono, lo appunto, ma basta appuntare un immaginario, anche 2 o 3 parole, poi da lì quando vado in studio magari riapro e riesco più facilmente, che a volte è proprio l'idea iniziale che deve nascere da qualcosa e non può nascere a comando. Certo. La maschera ha caratterizzato il tuo percorso artistico finora, è una maschera che paradossalmente ti distingue, no, dagli altri, nel senso che in realtà la maschera sembra mascherare, ma in realtà appunto qui il gioco è un po' l'inverso. Nel tuo ultimo video, Monte Carlo, la maschera la togli e il viso rimane chiaramente coperto, ma la maschera la togli. Che tipo di messaggio volevi mandare, e soprattutto dovremmo continuare a immaginarti dietro una maschera o ci sarà un'evoluzione di questa cosa? Allora, il messaggio che volevo mandare partiamo dall'inizio. Io ho sempre detto che non bisogna seguire un artista per il suo aspetto fisico, ok? Dobbiamo concentrarsi un po' più sulla musica. Obiettivamente anche la maschera è un aspetto fisico, non so se mi riesci a capire. Sì, chiaro. E quindi per me è la stessa cosa, non bisogna comunque seguire un artista. Legarsi a una roba, no, cioè nel senso, se tu mi segui per il mio aspetto, se tu segui un artista per il suo aspetto fisico, per me sono rincoglionito. Se tu segui me soltanto per la maschera, sei rincoglionito alla stessa maniera. Esatto. Quindi dico, faccio questo brano qua dove metto in rima quello che ho vissuto dopo il disco, che appunto è stato un po' un calo psicologico, per dimostrare a me e appunto agli scettici che comunque, a prescindere dalla maschera, posso dare qualcosa, capito? Che non sono legato a questo sì, è forte per la maschera o cazzate di sto genere qua. Io non mi sento forte assolutamente per la maschera, mi ci sentivo all'inizio, dicevo che palle. E quindi niente, questo è il messaggio che volevo far arrivare, che poi in realtà non ho comunque fatto vedere la faccia, però
ti dico che non c'è la maschera nel video, e fino a prima la maschera secondo me era una cosa molto interessante da vedere in video, quando in realtà io sono sempre meglio su Spotify certo, che in su video, YouTube. per cui esatto. E per assurdo questo video qua, dove la maschera non si vede tranne che in 2-3 frame dove la metto in un comodino, è andato meglio di tutti i miei video, tutti gli altri miei video questo qua. Infatti, forse proprio per l'idea del cambio pixel, sì, ma tante cose. Poi, no, certo. Comunque vince sempre la canzone. Chiaro. Qua, perché se la canzone spacca può pure fare un video. Puoi anche non farlo. Esatto. Puoi anche non farlo. Proprio Tra l'altro, sì. infatti, ultimamente molto spesso capita, cioè a volte capita. Allora, due cose invece sulla scena italiana in cui ti sei inserito. Tu avevi dei punti di riferimento prima, magari, di avvicinarti a questa cosa, visto che, vabbè, ok, il rap è arrivato da Eminem, però sì, la ma scena io italiana, no? non ho mai, cioè, nel senso, Eminem, perché si ascolta. Sì, è stato ok la prima non roba. Non mai fissato, no, ha avuto. fissato mai. Mentre, appunto, a livello italiano avevi dei punti di riferimento prima? Beh, sì, sicuramente io sono cresciuto con i Dogo e Fibra. Cioè, in senso, però punti di riferimento per me è strano, perché io ho sempre pensato che per fare la mia musica ho bisogno di non ascoltare troppo qualcun altro. Sì. Cioè, in senso, se io mi fossilizzo ad ascoltare un artista italiano che magari mi piace, Sì. rischio che poi quando vado in studio Suono come lui. sì, sì, non va sì, bene. sì. Io invece voglio la mia sonorità e tutto quanto. Però se ti devo dire appunto due o tre nomi, ti faccio Marra, Dogo e Fibra. Cioè, ma non come punti di riferimento, Certo. però come quelli che mi hanno portato certo. nel mondo, ancora di più rispetto a un Eminem che era dall'altra parte. Certo, del pianeta. Esatto. Proprio. Senti, invece, ti hanno portato nel mondo, fai parte della scena italiana, ora sei pienamente dentro. Com'è vista da dentro e come te la immaginavi da fuori? No. Com'è? È completamente diversa. Sai che a volte dici, Madonna, quanto sognerei di fare un feat con un tizio, e poi dici no, ma non lo faccio neanche se mi pagano un feat con quello. Cioè, nel senso, è tutto strano. Poi non scenderò sicuramente nei particolari, Certo. mai. Però no, È diverso da come sì, sai che io dico sempre, no? Ne parlavo l'altra volta con il mio DJ che andavamo in data. Dico, per una vita ho aspettato magari l'album di qualcuno da ragazzino, no? Per sentire, no, che cosa aveva da darmi. Sì. E quell'album mi bastava per 1 anno, 2 anni, Sì. insomma, cioè, nel senso, decideva l'artista quando ridarti qualcosa, cioè quando Ricominciare a tornare, sì. esatto. E adesso fanno strano 2 cose nella mia testa. Dico che io non sto più in quella macchina ad aspettare il disco, Sì. ma c'è qualcuno che aspetta il mio. Sì. E quindi questo già è Capovolgimento, wow, cioè è sì. fighissimo. E sono proprio strafelice di questo, che finalmente posso dire la mia. C'è qualcuno che ascolta la mia voce e quello che voglio dire e trasmettere. E la cosa però invece in realtà che mi fa un po' incazzare è che secondo me a volte manca quel tipo di fan che ero io prima. Cioè, nel senso, qua ormai decide il fan quando devi dare la musica, fra virgolette. Certo. Poi io ho le mie cose, quindi non mi faccio mandare dai messaggi in Instagram che mi dicono oh, non esci, ma il nuovo disco, sì. ma cazzo, è uscito 2 settimane fa già il nuovo disco, cretino, svegliati. Cazzo, ascoltalo Fatti calmo, almeno. cazzo. Sì. E quindi ti dico, è strano, però però comunque è bellissimo, anche quello è quello che sogno da sempre, capito? Quindi certo. è come chi vuole diventare calciatore ci diventa. Sì, alla fine comunque sei dentro al sogno che avevi, insomma, in qualche modo questa cosa sì. sicuramente. Anche i lati negativi non li certo. guardi, cioè nel senso fanno parte di tutto il... E poi aiuta a superarli questa cosa Sì, qua, sì, l'idea, no, proprio sì, del sì, sogno sì, realizzato. Assolutamente. Allora, un lavoro alle spalle abbastanza fresco, l'hai detto, sei già al lavoro un po' Sì, sul nuovo disco, qualcosa di nuovo sta uscendo, e la tua vita è sicuramente cambiata negli ultimi anni. Cosa consiglieresti a un ragazzo che magari approccia questa roba all'inizio? Fa il cazzo che gli pare. Vuoi fare una cosa anche la più strana del mondo? Se te la senti tua la fai, e qualcuno arriva sicuro. Quando ho fatto Magica Bula, i miei coetanei dicevano che... cioè i miei coetanei, i miei amici, insomma, della mia età più o meno, che facevano rap, emergenti, dicevano che era una cagata, capito? Io dicevo, per me sta roba spacca. Poi sarà, magari ci credevo solo io, però a quanto pare spaccava davvero. Infatti. Però sai che non c'è una regola. No, non c'è una regola, no? Una cosa che tu ripeti, Certo. riviene. Quello decide sempre l'ascoltatore, una serie di cose. Però ti dico, andare per la propria strada, se uno vuole fare veramente una cosa strana, se la sente sua, la deve fare. Cioè, nel senso, io consiglio sempre di essere se stessi e di non seguire
di non schemi- copiare dei semplici. Sì. La formuletta non esiste. No, non Funziona esiste. sempre. No, non esiste. E guarda, ti dico, ci cascano anche gli artisti stessi, come magari ci sono potuto cascare io. E io da gennaio sono rientrato in studio convinto di dover rifare la hit che mi ha fatto i milioni. Ho buttato 8 tracce, capito? Ho buttato già due EP, capito? Sì, sì. Perché poi capisci, no, ma non esiste sta formula. È difficile da capire se te la dico io. Quando la vivi la capisci ancora meglio. Esatto. Però se uno può dare un consiglio sicuramente è questo qua. Infatti si risparmia un po' di tempo magari che capendolo sulla propria pelle. Però esatto. è così, non esiste la formuletta e bisogna investire su quello che si sente come roba propria in Per qualche questo modo. io cambio, nel senso Magica Bula da Monte Carlo sono 2 brani completamente Totalmente, diversi, però sono due restano mondi. miei. Cioè, almeno per quanto mi riguarda, quando vado a riascoltare, la mattina che mi alzo non mi so cagato la faccia che dico ma che cazzo ho fatto. Io ho fatto anche brani love, ma comunque sono brani miei, sono brani sempre Junior Kelly e tu e l'ascoltatore lo percepisci. Volevo arrivare anche un po' a questo. Quando si chiude un progetto come un disco, no? Che è un progetto con un capo e una coda, si inizia a proiettarsi verso il futuro. Sì. Quanto lo senti ancora tu il tuo disco? No, il disco lo sento mio come sentirò mio il secondo. Chiaramente adesso lo vedo una cosa, anche se molto vicina, devo per forza di cose vederla abbastanza lontana come una cosa passata, perché devo crescere io, capito? Nel nuovo disco devo dare per forza qualcosa in più, o comunque devo essere tranquillo, appunto, che la mattina mi sveglio e dico sto facendo qualcosa in più, anche se poi magari non arriverà al pubblico, magari a certi arriva, a certi no, però comunque io devo stare bene con me stesso e devo riuscire a metterci il massimo per fare una cosa migliore per quanto riguarda te. Esatto, me. Giustamente. Però non è che lo sento, cioè lo sento mio comunque, per rispondere alla domanda, rimarrà per sempre mio, però chiaramente per forza di cose devo un attimo dividere il vecchio percorso da quello nuovo, anche perché come dico sempre cambio aspetto 4 volte al mese e quindi cambierò anche musicalmente per sempre. Allora, prima di arrivare in fondo all'intervista, oggi la musica è diventata un lavoro, quindi sicuramente ti occupa in maniera diversa, sia a livello di percezione, quindi di responsabilità, che proprio a livello temporale. Quando devi staccare oggi, cosa fai? In che senso? Quando hai del tempo per te, del tempo libero, cosa lo dedichi? Non ne hai? No. Mi sembra, guarda, è strano, pure lì c'ho dei tanti esempi da farti nella mia vita privata, però io non vedo mia madre da troppo tempo, capito? Sì. Cioè, nel senso, possono sembrare frasi fatte e quindi magari neanche uno si vuole troppo dilungare in certi discorsi, ma ti garantisco che sarà pure che io non lo voglio trovare il tempo, perché voglio sempre lavorare, capito? Cioè, nel senso, io dall'inizio ho sempre seguito tutto in prima persona, poi c'è gente che comunque mi dà una mano, che lavora, e fortunatamente gente con cui mi trovo anche molto bene, però per trovare questa gente comunque mi sono dovuto mettere anche lì a vedere, un altro lavoro. Sì, è stato un altro lavoro, soprattutto le prime cose, merchandising, segui questo, segui le grafiche, segui la copertina del disco, cioè non mi limito a fare soltanto la musica. A me piace seguire un po' tutto quanto fino a dove posso, anche a livello di competenze, perché chiaramente ognuno deve fare il suo, se no le cose vanno a rotoli, come è succsso a parecchi artisti che volevano fare troppo. Infatti, va bene, senti, usciamo allora dal tuo percorso, usciamo anche dal rap, dall'hip hop di cui abbiamo un po' parlato. L'intervista si chiude sempre con un consiglio di un brano dell'ospite non hip hop, però prima di arrivarci ti chiederei cosa ascolti fuori dall'hip hop, se ascolti qualcosa. Ascolto solo pop. Che, cioè, te devo dire i nomi vuoi sapere i nomi degli artisti? Qualcosa sì, se hai qualche consiglio. Posso ascoltare da Marco Mengoni appunto a Tiziano Ferro. Anche se appunto non so il passato, se quando caccia fuori i progetti comunque vado ad ascoltare sempre. Devo andare ad ascoltare l'ultimo album di Liberato, cioè il primo in realtà, credo sia il primo, con le ultime uscite. Esatto, devo andare ad ascoltare, ma già da quello che capisco un attimo sarà una bomba, quindi lo consiglio senza averlo ascoltato. Bravo, e io prima cosa che ti consiglio di fare prima di andare ad ascoltarlo su Spotify, in questo caso dai peso al video, vai a vedere Vado a vedere il video. Sì, no, ma io do sempre video, no? Le 5 okay. Perché sono uscite tipo micro serie TV, vai a vederlo. Ovviamente è un accompagnamento, poi Liberato, no? A tutto questo immaginario. Sì, appunto, vi dico, senza averlo a prescindere da questo sarò sicuro che so cose fatte bene. Veramente una roba esagerata. Di un certo spessore. Allora, per chiudere ti chiederei un pezzo non hip hop con cui chiudere l'intervista, fai te. Non me lo so spiegare, Tiziano Ferro. Grazie mille Junior Kelly, in bocca al lupo per tutto quello che arriva adesso e alla prossima. Grazie a voi.